Sulla crisi idrica in città interviene oggi il dirigente del Codacons di Rosa affermando: proponiamo una soluzione immediata, l'uso di una nave dissalatrice posizionata sul mare di San Leone e collegata alla condotta idrica della città. Questa soluzione potrebbe risolvere rapidamente uno dei problemi più critici per la nostra comunità, garantendo l'approvvigionamento idrico in tempi brevi. Il Consiglio di amministrazione di AICA, insieme all'assessore competente in materia di risorse idriche, deve comunicare quali sono gli intendimenti del gestore, i tempi e le risorse con cui intende affrontare il problema. La comunità agrigentina attende con impazienza azioni concrete da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale. È fondamentale per il Codacons utilizzare al meglio i fondi assegnati, implementando le soluzioni innovative, come appunto la nave dissalatrice, per risolvere i problemi. Solo così la nostra città potrà sfruttare appieno il titolo di città della cultura e offrire un futuro migliore ai suoi cittadini. Intanto, in seguito all'emergenza idrica che ha colpito il nostro territorio e per far fronte alle necessità degli utenti, l'AICA ha approntato un sistema di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotti. Per accedere al servizio gli utenti possono utilizzare il canale telefonico aziendale contattando gli operatori del call center. In alternativa è possibile utilizzare l'apposito modulo di richiesta di fornitura idrica da compilare e trasmettere online, disponibile sul sito istituzionale dell'AICA. Le richieste pervenute verranno evase da lunedì al venerdì, compatibilmente con la disponibilità delle risorse impiegate. Le richieste pervenute nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi saranno prese in carico il primo giorno lavorativo successivo. Per poter accedere al servizio tramite il modulo online è obbligatorio fornire il nome, cognome, numero di telefono, indirizzo della fornitura e codice anagrafica.